Allora, oggi è Sant'Antonio Abate, 17 gennaio. Attenzione a non confonderlo con l'altro Sant'Antonio, che è il Sant'Antonio di Padova. Questo è il Sant'Antonio Abate, quello di Buvere di Sant'Antonio, ovvero il Sant'Antuono, l'eremita egiziano del IV secolo d.C. Quello che viene festeggiato, appunto celebrato con questo rito purificatorio che sono i fugarazzi di Sant'Antonio. Sant'Antuono, piglieto vecchie e dammo nuovo. Questo era il modo per celebrare questo antichissimo santo. Quello che viene sempre riprodotto col porco accanto, no? Sant'Antonio e San Namorero Pork. Infatti, sì, perché nell'iconografia popolare lui viene sempre riprodotto con un maiale al suo fianco, per diversi motivi che vi spiegherò. Ma per questo motivo quando una coppia è male assortita, per esempio lei è brutta brutta, essa è bella bella, oppure tutto il contrario, si usa dire guarda là, ma quelli lui mi parlano proprio Sant'Antuono e O'Work. Oggi 17 gennaio accadono un sacco di cose. Oggi comincia prima di tutto il periodo carnevalesco, si fanno che ci porterà fino al martedì grasso. Si comincia a fare il primo migliaccio, le prime chiacchiere, il primo sanguinaccio. Oggi comincia la cerca dei fuyenti, per tradizione, i devoti della Madonna dell'Arco cominciano la loro attività di questo, la ricerca che li condurrà fino a lunedì in Albis quando porteranno le offerte alla Madonna dell'Arco. Insomma, oggi avvengono un sacco di cose. Oggi avvengono il rito purificatorio dei fugarazzi, perché Sant'Antonio da sempre è invocato per tutte le malattie di fuoco, tipo appunto l'herpes zoster, che come sapete è detto in Italia è o fuoche Sant'Antonio, per una serie di motivi. In realtà il motivo principale è che Sant'Antonio, appunto, eremita nel deserto, fu tentato dal diavolo, fu bruciacchiato in ogni modo perché resistette alle tentazioni e per questo motivo è sempre associato ai mestieri legati al fuoco. Per questo motivo lui protegge, che ne so, maniscalchi, pizzaioli, panettieri, per questo motivo viene celebrato con i fugarazzi, per questo motivo l'herpes zoster appunto viene invocato per la cura dell'herpes zoster e si chiama appunto Fughe Sant'Antonio, ma in realtà c'è una versione napoletana. Dovete sapere che gli antoniani, quelli della chiesa di Sant'Antonio Abate, appunto a Piazza Gallo Terzo, possedevano la ricetta di un unguento miracoloso, un unguento che leniva i fastidi dell'herpes zoster, che veniva ottenuto dal grasso di maiale. Ed ecco, di nuovo ci siamo con la connessione con i maiali. Gli antoniani erano gli unici che erano autorizzati ad allevare maiali nel centro storico. Immaginate quindi che fieto, perché dal grasso di maiale riuscivano a ottenere questo unguento che veniva appunto dispensato a tutti coloro che avessero l'herpes zoster. E dove si dispensava l'unguento? Proprio a Chiesa di Sant'Antonio Abate. Quindi per i napoletani l'herpes zoster venne chiamato col nome del sito dove si dispensava il lenitivo, o Fuoghe Sant'Antonio Abate. Fantastico. E infine, proprio per i napoletalegni, proprio quelli d'antan, sapete come si dispensava questo lenitivo? Si dispensava all'interno di una figurina di Sant'Antonio. Quindi un po' di grasso, un po' di unguento di maiale dispensato all'interno di una figurina. E ancora oggi, a distanza di secoli, quando qualcuno viene ricompensato in maniera inadeguata rispetto al lavoro che ha svolto, non viene pagato, insomma, adeguatamente, usa dire ma come rai, un lardin da figura? Mi stai dando il lardo nella figura, con riferimento semantico proprio al lenitivo dispensato dagli antoniani, questo poco di grasso di maiale, all'interno di una figurella di Sant'Antonio. Quanto è bella la storia di Napoli, quanto è bella la lingua napoletana.